Nuova puntata del SitPod, benvenuti. Abbiamo un ospite speciale quest'oggi, Chiara Bullani. Ciao. Chiara, Ciao, benvenuta intanto al grazie. SitPod. Questa è una di quelle puntate nelle quali noi ci conosceremo Ok, perché noi siamo trasparenti. Quando io non conosco preventivamente l'ospite, lo diciamo così ok, anche le perfetto. domande hanno una duplice funzione, no? Così Va insomma bene. uniamo l'utile al dilettevole. Poi Sergio mi aiuterà perché invece, siccome cioè, non ci conosco, però ho sentito tanto parlare, nel senso che comunque è stata insomma, una figura di rilievo, insomma, Nell'ambiente sportivo ci Cioè, sono mi hanno parecchi spiegato. anni. e quindi insomma, intanto raccontaci un pochettino com'è avvenuto questo incontro con la pallacanestro e con la pallacanestro numero, perché a differenza di altri ospiti magari è stato un Eh, percorso differente. Beh, no, vabbè, con la pallacanestro Nuoro, a parte il fatto che con Giuseppe ci conosciamo da una vita e ci siamo comunque sempre aiutati un po' a vicenda perché io faccio parte di una società di pallavolo e abbiamo Mm, sempre, quasi sempre chiesto l'aiuto anche loro per entrare lì al CONI, fare le certo. partite, allenamenti, eccetera. Quindi, diciamo, quindi poi quando, quello per la figlia femmina, quando Mm, poi ho avuto il figlio maschio, ha deciso di fare pallacanestro e quindi a quel punto l'ho mandato da loro. chiaro, Era sì, sì, normale. sì, sì, Ma sì. poi E sei quindi anche nostra socia ormai sono anche vostra da tanti socia? anni, Beh no? sì, da tanto, sì, sì, sì. Quando c'era ancora Enrico dentro, quindi secondo me ci sono già almeno 10 anni. 10 anni, Almeno, beh, sì, infatti almeno. anche avrei detto almeno una cosettina del genere. Sì, Sì. sì, sì, Tra sì. l'altro Enrico, il figlio, è molto bravo. Io ho avuto, Grazie. diciamo, modo di giocarci solo un anno, ma è un ragazzo che veramente ho apprezzato un sacco, sia Sì. caratterialmente che a livello Sì, Ma sportivo. sì. perché adesso adesso non è in No. squadra, perché Studia Sta studia studiando fuori, a Trento, ha provato a proseguire anche lì, ma era troppo è difficile. difficile. Studio. Eh. Conciliare un po' tutte le cose. Abbiamo Perché poi questa non grande piaga era. dello studio. Perché questo studio? Vero? Che No, lo distrae i dico ragazzi anch'io, dalla vuoi vendere lo pallacanestro. sport? Ma come possiamo smettere? Perché poi, tra l'altro, tutti quelli che hanno studiato e sono andati fuori sono tutti tornati E poi. infatti, tanto alla fine uno torna, quindi lanciamo un messaggio educativo. Basta Tanto questa vale che non se ne università, vai. ragazzi. Focalizziamoci. Se no Esatto. siamo qui. Vabbè, scherzi a parte. E quindi, dal momento che insomma, hai tenuto i piedi in due sport Sì, fondamentalmente, principalmente da quello che capisco, insomma, la pallavolo ha avuto un ruolo sì. Iniziale come iniziale dirigenza, importante. sì. Quali sono le differenze che immediatamente ti vengono in mente tra questi due sport in termini di dinamiche? Eh, Ma ti dirò, oppure anche è delle... solo proprio una questione di tipo di sport diverso, eh, perché poi le problematiche a livello dirigenziale di seguire una società sportiva sono uguali per sono molto... tutte, Sì, sono certo. molto simili, a partire dai costi esponenziali che abbiamo per una gestione di una società, sopra Sì, per quanto riguarda le palestre sì, e tutto sì, 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 quanto, sì, 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 oltre alle spese che poi hai per i campionati e tutto il chiaro. resto, che sono care da una parte come dall'altra. Quindi diciamo che in linea di massima no, è solo una questione che sono due sport Sì, diversi. sì, 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 sì. Poi in uno c'è più una preponderanza femminile, in uno più una Più preponderanza maschile, certo. maschile, Sì, 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 sì. però Stiamo cercando di spingere anche il settore femminile, femminile e noi il diciamo. maschile. No, no, si cerca di... Voi avete anche squadre maschili, sì. Abbiamo avuto la squadra maschile in C Mm, quest'anno, abbiamo avuto una prima divisione e degli under. mm. È arrivata parecchia gente, probabilmente dovuto alla. Noi abbiamo pensato, molti ragazzi sono venuti secondo noi dalla chiusura della piscina Eh, che c'è stata e quindi secondo me molti l'hanno spostata hanno, stranamente alla hanno pallavolo. deviato Avevamo pensato che ci sarebbe stato più un avvicinamento nel periodo che abbiamo vinto tutti i campionati a livello internazionale, femminile e Sì, maschile. sì. Invece, stranamente, dopo quelli no. C'è stato l'anno scorso, invece, per quanto riguarda i ragazzi, molto, Mm, molto. mm. Abbiamo un bel po' di giovanile. Sì. È una società grossa, perché io in realtà ne sento parlare spesso, però non ho mai Ne capito abbiamo una come. sessantina di atleti, 60-70 atleti. Poi adesso abbiamo incorporato i master di nuovo, Mm, che ce li avevamo a suo tempo. Persone grandi che hanno voluto riprendere a certo. giocare a pallavolo, che sono chi ci ha giocato, chi ci ha giocato in spiaggia o comunque. E quindi anche con loro siamo cresciuti abbastanza, ne sono arrivati un bel po'.
Sì, il tema economico, secondo me, all'interno della gestione di queste società minori è veramente doloroso da un certo No, è punto di molto vista, doloroso. no? Forse è Perché- l'ansia principale. Sì. È l'ansia principale perché le amministrazioni non ti danno assolutamente nessun aiuto, anzi, Sì. se possono ti affossano. Purtroppo, adesso poi entriamo magari nel dettaglio, no, di queste, cioè, nel senso, Problematiche. esatto, sì, nei limiti del possibile, perché comunque sono dei temi che sono importanti da affrontare, da cercare come dire, non dico di risolvere del tutto, perché sono dei temi, però bisogna affrontarli, perché da questi dipende la sopravvivenza di Delle queste società, bellissime realtà certo. attorno alle quali siamo tutti stretti, orgogliosi, eccetera, Certo, però poi vanno certo. avanti con i soldini. Quindi secondo me, in primis all'inizio è un discorso anche sono degli sport, sia la pallacanestro, la pallavolo, eccetera, sono degli sport minori in Italia, no? Quindi si nasce anche da un contesto Sì. nel quale, perché comunque nel calcio... Vabbè, il calcio è prioritario. Il calcio è prioritario, quindi anche in realtà che sembrano come da un certo punto di vista piccoline, però comunque c'è una capacità di attirare del denaro, dei flussi Sì, di denaro che eh. sono diversi. No, io per esempio invece nella pallavolo sono molto amico insomma di una persona che è stata addirittura anche presidente della Lega femminile e quindi ho avuto modo anche da vicino di vedere che c'è una carenza di budget in questo sport Anche a anche quei ad alti livelli, anche a quei anche ad alti livelli, quindi sicuramente. non parliamo del E di anche quando lì si va a sì, calare, no? sì, sempre peggio. A meno che non vai proprio nei paesi dove le società sono poche e ti dirò, le amministrazioni sono un po' più attente. Contribuiscono un po' di Sì. più, quindi danno più Sì, perché sostegno. metti che ne hanno una di pallacanestro, o non ne hanno per niente, una di pallavolo non ne hanno per niente, un po' di atletica, il calcio, quindi più o meno riescono Sì, però è vero, forse i paesi ad avere risorse maggiori. si affacciano di più a altri sport, anche per un Sì, discorso che lì sì. o gioca a pallone o rischi di non fare sport. Di non Quindi fare anche per sport. dare modo un po' a tutti di avere un'attività Sì. maschiette e femminucce, Perché ho visto forse hanno più... paesi come Orgosolo, Fonni, eccetera, Sì, dove più o sì. meno cercano di andare avanti anche con gli altri sport e un minimo di più, cioè nei paesi a volte le palestre non gliele fanno pagare. E invece per noi è probabilmente il costo più Che grosso. dovrebbe essere dappertutto La norma. una cosa, dovrebbe Quindi- essere la norma. Quindi da questo punto di vista, visto che appunto secondo te è proprio un tema legato alle amministrazioni comunali, questa cosa qua, qual è la tua Per forza. visione in merito? Cerchiamo di metterla un po' in ordine, quindi secondo te quale dovrebbe essere la via? Posto che sono temi difficili, nessuno ha la verità e le soluzioni in tasca, Sì, però sì, delle perché- idee, no, da iniziare. Sì, perché se vedi anche appunto le categorie superiori di tutti e due gli sport, hanno comunque, non sempre hanno la palestra, metti il Trento, non ce l'ha a Trento, ce l'ha nel paese vicino, quindi comunque anche loro si devono spostare perché c'è Gli inflazionato, spazi, gli spazi mm. sono quelli che sono. Vero è che io posso capire anche i comuni, per carità, i loro problemi ce li hanno, non dico che non ce li abbiano, tutto quello che vuoi, però siccome io considero lo sport non è un lavoro per chi è nella dirigenza, sto parlando, è un volontariato. Sì. A voglia. Ok? A voglia. Nessuno ci guadagna, Esatto. ok? Quindi se noi arriviamo così a pari a fine anno, siamo È un felici. Siamo già risultato. No, contenti. Siamo già l'obiettivo contenti. è tenerla Sì, in piedi. al massimo avere quei 2 spiccioli per rifare le iscrizioni dell'anno successivo, se no poi per il resto non ci interessa di fare altro. No. Quindi non puoi pretendere che una società sportiva tiri fuori dalle 3.000 euro in su, parliamo di 3.000 euro in su, per una palestra. Soprattutto palestre ridotte come sono ridotte. Sì, che comunque hanno bisogno di grande Che non sono neanche manutenzione. agibili, che non- te le devi mettere a posto, te le eh. devi ricostruire, te le devi fare. Cioè sono poche anche le palestre. Noi per esempio abbiamo bisogno anche di determinati spazi per le partite, quindi non possiamo entrare in una palestra qualsiasi. Sì. Abbiamo bisogno di soffitto e di spazi laterali. Sì, Ok? sì. Voi non lo so, presumo lo stesso anche voi. Beh, abbiate per bisogno garantire anche di una un certo sicurezza, spazio, perché anche altrimenti, esatto, altrimenti si esatto, rischia di farsi male. esatto. Quindi a questo punto è vero, per carità, non dico che non dobbiamo pagare niente, però pagare quelle cifre. Però lì dai 3.000 euro in su, a parte alcune strutture del comune, Sì. do la colpa all'amministrazione, dall'altra parte do la colpa alla provincia, comune e provincia, perché le palestre degli istituti superiori sono in mano direttamente ai dirigenti, loro si fanno i conti in tasca e siccome tutti quanti devono guadagnarci come Beh, al sì. solito, perché anche lì si devono dare una mano da soli per poter campare l'istituto, perché Mm. anche lì la provincia non è che dà chissà quale mano,
ti chiedono fior di quattrini anche là, perché il comune, la verità, nelle strutture delle medie non ti chiede tanto. Sì. Quelli che ti chiedono dalle 3.000 in su sono in provincia, sono le superiori, che sono anche quelli che hanno le palestre migliori, più grandi, più agibili. Più agibile, certo. Sì, per il nostro sport sì. Ed è una cosa di cui dovrebbero tenere conto le amministrazioni anche quando il comune, quando dà le palestre alle società sportive. Allora la pallacanestro ha bisogno di un determinato spazio, la pallavolo ha bisogno il calcio, karate, judo, ballo, eccetera. Hanno bisogno di uno spazio che non hanno bisogno di soffitto. Quindi vedi un po' di diversificare anche lo sport che deve entrare nella palestra. Certo, sì. Cioè, è inutile che mi mandi, a noi ci avevano mandato in quella giù a Mughina. C'è una scuola media forse? Quella scuola media disastrata, cioè che c'aveva un tanto così dalla striscia al muro. No, ma poi dici veramente... Non devi fare niente, solo preparazione atletica al massimo. Ma partite con i bambini proprio ci potevi giocare, non potevi fare altro. Mi metti a fare, mettici lì un calcio di bambini, mettici lì danza, mettici lì karate, judo, tutto quello che vuoi. Certo, però in effetti c'è più bisogno, cioè per la pallavolo, anche per la pallacanestro c'è bisogno di spazi un pochino più ampi, per la pallavolo sicuro altezze più importanti. Soprattutto soffitto, sì. Adesso non ricordo quella palestra nello specifico, forse non ci metto più da più di 20 anni. Presumo. Però ricordo che non era grande, anzi assolutamente era abbastanza piccola. E poi ci pioveva dentro. Particolare non irrilevante. Mi pare che anche dai Simones ogni tanto scende acqua. Pallacanestro l'ha fatto climatizzato. Ha fatto un bel lavoro per isolare la parte alta, perché anche per il discorso dell'umidità, della condensa. Esatto, che anche quella è un altro problema, anche perché poi comunque si genera la muffa all'interno, è l'aria che respiriamo noi, i bambini, che non mi sembra il caso. Vabbè, adesso non fare il viziato. Stai fumando, Quindi, allora, mi hanno parlato insomma di questo figlio prodigio, eccetera. Com'è il, così bisogna dire, com'è il rapporto di una donna di sport con un figlio che poi in realtà gioca? Ci sono delle dinamiche diverse secondo te rispetto? Io molto critica. Sì? Sì. Io ho sempre bastonato sia mia figlia che mio figlio. Io non ci conosciamo, però ho la sensazione che un po' severa. Sono un po' severa, sono anche molto brava. Si vede anche questo. Però sono anche obiettiva. E appunto, avendo conosciuto tutte e due le parti di una società, cerco sempre di mediare quando... Enrico, devo dire la verità, è sempre stato un ragazzo che si è ambientato, raramente ha criticato, ha detto, è tornato a casa, mi ha fatto questo, ha fatto quest'altro, l'allenatore ha fatto così, l'allenatore ha fatto colà, anche perché tanto non è che gli davamo corda. Arrangiati, è un problema. Invece oggi danno troppa corda da questo punto di vista. No, troppa. Noi abbiamo grandi, penso anche voi, si hanno molte difficoltà. Sì. Scusatemi genitori se ascolterete. Sì, tanto vabbè, però... adesso ci siamo inimicati i politici. Adesso dobbiamo passare ai genitori. Genitori, attenzione perché adesso ce n'è per voi. Quindi, come mai questi genitori moderni? Perché non li lasciano superare le cose con le loro gambe, perché stanno sempre a coprirli in tutto, che se il ragazzino gli torna piangendo manco gliel'avessero bastonato, subito a parte che lo fanno davanti al bambino e non va bene. Allora, se hai qualcosa da dirmi me lo dici a me, a parte non davanti al bambino, al ragazzino, perché poi quando sono adulti effettivamente grazie a Dio si arrangiano. Però se tu hai da dirmi, cosa che ho sempre fatto anche a scuola, se io ho qualcosa da dire non la dico mai davanti a mio figlio. Certo, okay? Quello proprio da evitare. Parliamo noi due, ci chiariamo, una volta che mi sono chiarita che la colpa sia vostra, mia o di qualsiasi altra, o non sia di nessuno, è semplicemente l'andamento di una società sportiva, a quel punto mi posso mettere in mezzo, però solo io il dirigente senza mettere o l'allenatore che sia, senza mettere in mezzo il bambino poi riesce a trovare il modo per riprendere, non è, se non c'è l'adulto che lo gasa ulteriormente, che gli dice ma glielo devi dire, ma guarda questo come mi ha trattato il figlio, guarda questo come ha fatto mia figlia,
Cioè, devono imparare, perché poi nel mondo del lavoro, ma sai quante sbatulate prenderanno? Già. Poi Ma saranno infatti tutti- il problema grosso è che arrivano proprio nel mondo del lavoro con un atteggiamento completamente Sì, negativo da questo sì, punto di sì. vista, cresciuti in una bolla In una fondamentalmente, bolla, perché poi esatto. magari poi non realtà- riescono a superare le difficoltà da soli Minimi perché poi, Sì. perché dico, Sì, sì, ma perché comunque tu alla fine puoi delegittimare il ruolo dell'insegnante, perché se fai così puoi delegittimare il ruolo dell'allenatore, poi entra nel mondo del lavoro, E anche cosa non è fai? che, non è che esatto, lì Capo del il pedone, giochino, allora, il giochino si rompe e va quindi bene. poi ci sono traumi, ci sono delle persone che proprio non riescono proprio a Non immettersi riescono a nel mondo del immettersi, lavoro, non rimangono riescono a traumatizzate, escono fuori, quindi E non riescono soprattutto a mediare anche i rapporti con i colleghi, che sono fondamentali. Certo. Per forza di cose non ci siamo simpatici tutti, assolutamente. quindi ognuno ha i suoi pregi, ognuno ha i suoi difetti, quindi così come nel mondo del lavoro, anche nelle società sportive puoi trovare dei compagni che non ti sono particolarmente simpatici, ma a meno che non trovi il bullo che ti bullizza nel bagno, cioè te la arrangi la cosa, Sì, non sì. è- cioè, Sì. Questo del bullismo come lo vedi questo tema qua? Cioè ci sono delle differenze rispetto a prima, come Allora, il nostro ambiente non non ce n'è mai stato più di tanto, dici? No, ti dirò, non so nell'ambiente della pallacanestro. anch'io non ho ricordo. Secondo me ci sono delle situazioni in Li ho questo sentiti nel calcio. magari Me l'hanno riferito da poco proprio. purtroppo sì. Però secondo me ogni tanto si dà anche si tende ad abusare di certi termini, no? Capito? E quindi secondo me il bullismo Si usa con troppa per semplicità. per definire un discorso di bullismo, secondo me ci devono essere dei parametri, no? Perché Sì, poi sì. il fatto che Allora, non un parliamo della bisticcio cosa tra grave, ragazzi, capito? Non è che già subito Ci può essere fra l'atleta un po' più grande e più maturo con il ragazzino che inizia a entrare Sì. nella categoria superiore. Sì. Ci può essere in quel caso, Sì, perché sì. un pochettino si vantano o comunque gli dicono mettiti là e stai fermo e non fare niente che è meglio, al massimo una cosa del genere. Nelle prime squadre più che bullismo, vedi, forse un po' di nonnismo, Nonnismo, ma sano, sai, esatto. perché Esatto. è più un modo per far capire magari al ragazzino che non è più magari nella sua squadra, insomma, della sua età, ma che sta entrando in un discorso un pochino più complesso, forse Può essere, è sì, più uno poi scherzo. c'è chi Allora, spinge di quella- più, chi esatto, spinge di senza meno, pure chi lo fa esagerare. perché è veramente convinto di essere il meglio Sì. sul campo e chi invece... Quello secondo me è proprio un discorso, cioè bisogna stare attenti con l'utilizzo delle parole, no? Perché alcune dinamiche che sono tutto sommato in realtà poi visto quando la gente cresce le porta dietro anche con orgoglio, Sì. no? Lui era quello Sì, esatto, no? sì. E invece bisogna stare attenti a non demonizzare delle cose immediatamente. E lì Però lo subentra stesso- l'adulto in quello, È per questo Quello infatti che subentra certo, sì. No, è complesso. Dal ruolo dirigenziale secondo me è molto più complesso adesso in questi anni qui rispetto a prima, perché se prima avevi un appoggio praticamente incondizionato da parte appunto dei genitori, adesso ce li hai te contro. li devi... Ce li hai contro, non hanno più voglia rispetto a prima. Prima erano molto più, a parte sempre in mezzo alle cose che non li commettevano. Dice anche troppo, però, no? però nello stesso tempo la vivevano la società in un minimo. Adesso vedi una disaffezione da un certo punto di vista. Sì, io so dalla nostra allenatrice che cura i bambini che addirittura gli lasciavano, quando eravamo alle magistrali, quindi sto parlando di un bel po' di anni fa, già allora, bambini di 5-6 anni lasciati all'entrata del cancello, manco accompagnati fino alla palestra e scendi e vai. Cioè, magari genitori che non vedi neanche proprio, li vedi solo quando devono rompere le scatole. Magicamente, eccolo lì. Magicamente compaiono e dici ma scusi ma lei chi è? Da dove- Dove sta chi è? Il babbo di? La mamma di? Sì. Capito? E adesso proprio raramente li vedi venire alle partite a vedere, non danno più una mano con le trasferte, con i famosi inviti che ormai stanno sparendo perché non c'è più nessuno che ha voglia di farli. Quindi... In che senso gli inviti? Gli inviti dopo le partite. Beh, no, questa è una tradizione da preservare. No, ma Giuseppe, grazie a Dio, cerca, perlomeno con i bambini, con i noi la ragazzini, facciamo. cerchiamo di... Ovviamente è un supporto che danno poi le famiglie, magari uno prepara, Sì, due esatto. panetti, due pizzette. Però non c'è più voglia neanche di quello. Non mi rendo conto che magari non c'è costanza, soprattutto poi quando vai
dalle altre parti, ma non c'è una Fuori società non lo amica, non fanno. te lo fanno, non lo fa No. nessuno. Solo nel circondario di Nuoro lo facciamo, secondo me, Sì, solo sì, nei paesi a Nuoro, perché sennò quando vai a Sassari, a Cagliari proprio non... No, assolutamente. A noi ce l'avevano fatto quando eravamo in Serie D, perché noi l'avevamo fatto, quindi ce l'avevano, ma non tutti, perché noi l'abbiamo fatto sempre, anche con quelli, però quando andavamo lì quasi nessuno lo rifaceva. Vabbè, è un peccato questo qua. Che dire, temi che ci stiamo dimenticando? Ci sono delle cose particolari delle quali dovevamo parlare Non so, che non... Qui sono. No. Allora, cosa politica l'abbiamo Allora, fatta? no, esatto, perché voglio assicurarmi che ci siamo fatti tutti i nemici pussi, quindi politici sì, ce l'abbiamo fatti, immaginabili. genitori abbiamo qualche categoria che ci possiamo inimicare, cosa ci rimane? Il calcio. Il calcio è bastonato, perché il bullismo ha detto no, il calcio sì, l'ho sentito Negli anche altri sport, ieri, no. quindi il calcio ce li siamo inimicati. È andata bene, abbiamo fatto una... Sono molto favoriti, diciamocelo. Sì, fin troppo, Molto sì, favoriti a tutti i livelli, noi proprio. siamo assolutamente, io poi cerco sempre di un po' dare la frecciatina, perché poi tutti vanno, no, però io seguo, però, perché mi fa piacere che tu mi hai dato un po' corda su questa cosa. La nostra il calcio proprio non esiste, quindi Basta. eravamo già Spingiamo disperati. i ragazzi verso la pallacanestro e la pallavolo. Quando è nato Enrico ho detto, Dio, fa che non vada a calcio, mi prego. Tutto, non il calcio. Beh, c'ho un'amica che ce l'ha, dice che ha ambiente... È diverso. È diverso. È meno sportivo, Molto per meno come sportivo. lo intendiamo noi, no? Molto meno sportivo. Vivono probabilmente una competizione più accesa. accesa, Ma a un po' livelli più bassi, tossica, capito? diciamo. Sì, di perché bambini, si porta dietro questa di cosa bambini proprio. dell'alto livello. Li abituano molto a essere... Con tutto che ci sono anche invece molti allenatori che cercano di E di frenare frenare questo- a quell'età, certo, non certo. puoi Ma che fare cosa che i di- bambini si ma sì. pestino, si dicano parolacce in mezzo al campo. Ma se no invece che trasmetti un messaggio positivo, poi quasi che Sì. lo gli più Sì, frustrazioni. sì, a- sì, decisamente, Va bene, decisamente. quindi il calcio l'abbiamo martellato. Ma insomma, Ce ne sono dei Sirbone da martellare della dirigenza della pallacanestro. se vuoi entrare anche in quel capitolo, dopodiché questa è l'ultima puntata. Adesso il povero, grazie per stato Non posso stare nel piatto dove mangio. pure. Quindi, questo c'è. Anche loro, grazie a Dio, danno di tutto e di più. Cerchiamo di impegnarci al massimo. Eh. Sì. Non è facile. Anzi, abbiamo lanciato nelle scorse puntate dei messaggi di unione, no? Di cercare di mettere anche da parte vecchie no? Ecco, una cosa di cui volevo parlare è Vai. questa cosa che a Nuoro ci sono 3.000 liboli dello stesso sport minori, dove già siamo in 4, diventiamo in 2. Sono 4 e 5 squadre. Esatto, e a quel punto hai anche difficoltà ad avere anche le contribuzioni dalle amministrazioni, Sì. perché essendo 4 gatti non è che ti arriva Non chissà che riesce a cosa, essere quindi influente. bisognerebbe riuscire a cercare di essere meno permalosi e litigiosi e avere un po' di mente aperta e cercare un pochettino di dividersi il meno possibile, perché anche nella pallavolo C'è molta anche noi dispersione. stessi della PVN abbiamo avuto delle diramazioni per forza di cose, ma bisogna essere un po' più umili, secondo me. Sì. Un po' più umili Magari e capire che non abbiamo campioni, non ne abbiamo. Noi nella pallavolo poi che ci serve l'altezza proprio, siamo tutti a livello di zoccolo, quindi ne abbiamo altissimi, ne abbiamo pochi, femmine poche proprio poche. A livello maschile, grazie a Dio, stanno crescendo di più, Sì. ma le ragazzine... Ma poi bisognerebbe anche lasciar perdere tutto quello che è personale, le diatribe tra Sì, un allenatore, sì, un presidente e l'altro, perché tanto sì. l'obiettivo primario deve essere quello di fare sport. Ti fare fanno bene. diventare i ragazzi, perché tu i ragazzi li tieni fuori dalla strada in questo modo, Certo. una cosa che non capisce Esatto. l'amministrazione. A me uno mi aveva risposto ai comuni di Nuoro, quando mi ho detto ma non abbiamo i soldi per pagare queste palestre, Dio santo, stiamo facendo volontariato, non abbiamo una lira, aumentate le rete agli È facile, no, in un territorio non hai ricco capito e niente. prosperoso. Io ho detto, a quel punto ho detto, vabbè, non hai capito niente, è inutile che parlo con te, perché, Ma che poi magari per alcuni si potrebbe anche fare, però per tutti quelli che invece la famiglia non se la può permettere, questo amministratore cosa dice? Li rimandiamo a casa. quanti ce ne sono atleti che non fate pagare? No, voi? certo, Noi lo molto. stesso, noi abbiamo
ragazzini o ragazzine magari che non possono permettersi, qualche mese glielo farei saltare, no? Anche perché, come abbiamo detto prima, non è fatto per ricavare fuori lo Per stipendio. per pagare le spese. Ma la cosa chiamiamo. assurda è questa qua, nel senso che essendo appunto un movimento e tutti quanti, non è che neanche le altre società si fanno i soldi, eccetera, quindi essendo in un contesto nel quale stai facendo appunto volontariato, non ha neanche senso la concorrenza, perché la concorrenza ha senso a livello aziendale quando è una lotta per fare i soldi, eccetera, quindi lì va bene, ma in un contesto del genere è solo l'unione, perché alla fine tu per cosa lo fai? Per la passione, perché ti piace una cosa, per un progetto, quindi se crei un progetto unito esce un progetto più competitivo, più bello, dove ci sono più soddisfazioni. Tanto quelle sono quelle che ti rimane. Perché poi c'hai un giocatore bravo in una società, uno in un'altra, magari ne facevi una unica. Esatto, magari crescevano anche fuori. meglio insieme. Certo. Sì, Esatto. sì, sono ben d'accordo. Il tema è proprio quello. Vabbè, speriamo che con queste chiacchierate un po' noi cerchiamo di mettere Ma qualche così, linea. tranquillamente. Qualcuno magari si accende la lampadina, dai. Ci proviamo. Noi ci proviamo. Va bene, è stato un grande piacere, grazie mille per essere stata con noi e è stata una bella occasione anche per conoscerci. Esatto. Va bene, ragazzi, vi ricordiamo che a proposito appunto di questi temi economici e quant'altro abbiamo una campagna aperta per portare dentro soci nuovi all'interno della Pallacanestro Nudo. Quindi se vuoi venire a dare una mano, non è qualcosa di impegnativo, anche in termini economici è veramente un contributo minimo, ma per noi può fare una grande differenza per tenere acceso questo movimento, questa squadra, questa società. Per cui se ti va di dare una mano, scrivici in privato su Instagram o su Facebook o su YouTube, scrivici voglio diventare socio e noi ti spieghiamo come funziona. È qualcosa veramente di poco impegnativo, ma per noi fa la differenza. Quindi ti aspettiamo e noi ci vediamo alla prossima puntata del Silpod. Ciao. Ciao. Ciao.